E abbiamo attivato subito la polizia locale proprio per cercare di capire, con le immagini appunto a disposizione, se riuscivamo ad individuare le persone che hanno commesso questo atto davvero vigliacco. Sembrerebbe sì dei ragazzi comunque della zona, che hanno già avuto a che fare, ecco sì, con le forze dell'ordine. Avrebbero le ore contate gli autori, almeno tre, entrati in azione nella notte tra martedì e mercoledì nell'area della Sagra Paesana al campo sportivo di San Polo di Piave, dove prima hanno scavalcato le recinzioni, poi hanno preso di mira lo stand della pesca di beneficenza, mettendolo a soqquadro e rubando i premi più consistenti, bici e valigie, ma anche piastre per capelli, tritatutto, accendini, come recita la denuncia presentata dalla Proloco in caserma. Nessun ritegno e molta spavalderia, tale da non considerare i tanti occhi elettronici di cui è dotato il territorio e che li hanno di fatto ripresi mentre fuggivano con il malloppo. Se il condizionale è d'obbligo, la visione è ancora in corso, il messaggio è chiaro. Se c'è un po' di buon cuore, un po' sia rimasto un po' di spirito, tra virgolette, "comunitario", chiedo loro che si presentino senza che debbano essere presi direttamente poi dalle forze dell'ordine, altrimenti procederemo comunque per quello che è il giusto percorso. A supportare i carabinieri anche la polizia locale con le immagini delle telecamere di San Polo che saranno incrociate alle testimonianze dei volontari. L'altra sera ci siamo accorti che c'erano dei ragazzi comunque che giravano, che osservavano molto bene la pesca, però ovviamente i sospetti sì, ci vengono, ma non potevamo fare nulla. Tanta amarezza perché è una pesca di beneficenza, è pro asilo, quindi i soldi sarebbero andati interamente alla comunità, al paese, all'asilo. Ma un conto è l'inizio della storia, un altro il finale. La pesca può infatti dirsi salva. Ieri sui social appunto è apparso il messaggio che erano venuti a rubare alla pesca e molte aziende, anche tanti privati, ci hanno chiamato, ci hanno offerto dei premi e anche del denaro appunto per ripristinare quello che ci hanno preso. Quindi un grazie di cuore a tutte queste persone.